Buonasera ben arrivati. Sono Franco Gobbato e coordinerò questa sera la presentazione del libro Nazario Sauro, storia di un marinaio, scritto da Romano Sauro e con il figlio Francesco. Rivolgo a tutti voi un cordiale saluto e ringraziamento per la presenza a questa interessante serata organizzata dall'assessorato alla cultura di Vittorio Veneto con il Circolo Vittoriese di Ricerche Storiche in collaborazione col Museo della Battaglia di Vittorio Veneto che ci ospita in questa splendida aula civica di Ceneda. Direi di passare subito alla prima fase della presentazione. Invito la dottoressa Antonella Uliana, assessore alla cultura del Comune di Vittorio Veneto, per fare la propria introduzione. Grazie. Allora, io devo dirvi che l'eroe Nazario Sauro ovviamente l'ho conosciuto studiandolo sui libri di scuola, alle superiori prima, all'università poi. Ma il vero incontro che io ho avuto con Nazario Sauro lo devo ad una mostra che è stata fatta proprio qui nel Museo della Battaglia nel novembre del 14 in occasione dell'apertura, dell'inaugurazione del museo. Una mostra che l'Associazione dei Marinai d'Italia della sezione qui di Vittorio Veneto aveva voluto dedicare ai fratelli Bonaldi. E proprio attraverso la mostra degli amici di Marinai d'Italia io sono venuta a contatto, tra le altre numerose belle foto che all'interno di questa mostra erano presenti, di una foto che mi ha fortemente colpita, al punto da lasciarmi proprio a bocca aperta, ferma davanti all'immagine. Era la foto di suo nonno. Era la foto di Nazario Sauro scattata quando era in prigione, nel momento prima di essere portato nel 1916 al patibolo e condannato dall'Austria all'impiccagione. L'immagine è un'immagine che io ho ben presente, peraltro adesso ho la riproduzione nel mio studio, quindi la vedo anche sempre sotto gli occhi. È un'immagine che ci presenta questo eroe nella sua dimensione di uomo, con questi occhi che guardano verso l'esterno, verso la luce, seduto su questa panca, in un'immagine che già ci dà l'idea di un uomo che ha ben presente quella che è la sua fine, che ha consegnato ormai la sua vita e che guarda verso un'altra vita. E questa immagine mi è rimasta nel cuore. Poi ho avuto l'occasione di conoscere il nipote di Nazario Sauro durante un incontro che è stato tenuto all'interno della scuola, appunto Nazario Sauro, a San Giacomo di Veglia, e lì ho avuto modo di apprendere altri aspetti della personalità di questo grande uomo, di questo eroe, in un racconto che mi ha affascinata, mi ha fortemente colpita, sia per le capacità che lei quel giorno ha dimostrato di tenere inchiodati, che lo ricordo, tutti questi bambini attenti all'ascolto delle gesta del nonno. In particolare mi ricordo proprio il viso di uno con la bocca aperta che tendeva letteralmente nelle sue labbra. E poi c'è stato l'incontro con questo libro, il libro appunto di Romano Sauro, realizzato insieme al figlio Francesco. Leggendo questo libro mi sono ritrovata nella descrizione che suo figlio Francesco fa proprio di quella fotografia che io adesso ho sempre sotto gli occhi. È un libro tra l'altro molto interessante, vi consiglio di leggerlo perché si legge facilmente. È un libro scritto a quattro mani, padre e figlio, anche questo è un aspetto secondo me anche commovente per quello che significa, e le pagine scritte dal figlio sono di colore azzurro, quindi sono distinte e distinguibili. Francesco dice così:
In cella il mio bisnonno Nazario trascorse, immerso nei pensieri, le ultime 2 ore della sua vita. Pensò che si era spogliato del nome pur di poter vivere, ma come in un chiasmo figurato, chi gli riattribuì il nome lo spogliò della sua vita. Seduto sulla panca di legno scuro, in quella cella piccola e angusta, Sauro scontava già il suo contrappasso. Pensava. Aveva sempre pensato che se avesse dovuto morire sarebbe dovuto avvenire in mare. Come il mare aveva deciso il corso della sua vita, così doveva decidere della sua morte. Invece no. Invece il suo magistrato era un uomo che si era arrogato il diritto di Dio di giudicare. Le trovo particolarmente significative queste frasi, proprio perché mi richiamano quell'immagine. Ma l'incontro con questo libro è un incontro che mi ha anche fatto riflettere e capire, ma forse poi più di me ne parlerà diffusamente qualcun altro, mi ha fatto capire, oltre che la personalità del nonno, anche la personalità del nipote e di suo figlio Francesco. Perché l'occasione, il motivo per cui questo libro, come leggerete, è stato anche scritto e poi pubblicato, è un'occasione che ci riguarda, sapete, molto da vicino. Perché nel 2009, scrive Romano Sauro, qualcuno gli disse che a Vittorio Veneto c'era una scuola che si chiamava Nazario Sauro e che di questa scuola si voleva cambiare il nome. La cosa che mi colpisce, perché di fronte al fatto che possa essere cambiato il nome di una scuola a favore di un altro è assolutamente legittimo, ma sentite come la prende e cosa ci dice lo scrittore. Pur non contento dell'eventualità, non feci nulla, ritenendo che ogni comune o consiglio didattico debba essere libero di decidere in autonomia che nome dare alle proprie scuole, vie o piazze. Appresi tempo dopo che il consiglio d'istituto aveva deciso per lasciare alla scuola il nome originario. Sono stato contento anche perché in marina cambiare nome a una nave non è considerato un portafortuna. Mi è piaciuta tantissimo questa espressione, perché qui c'è la delicatezza, il tatto, la sensibilità di non voler entrare nel merito della questione, ma di sottolineare che il motivo del dispiacere è questo: cambiare il nome poteva essere anche segno di una sventura, potevano portare fortuna. E poi dicevo, la cosa che di questo libro mi ha particolarmente colpito, e qui chiudo il mio breve intervento, è il fatto che sia stato scritto a 4 mani, cioè il nipote e il bisnipote che insieme ricordano le gesta dell'eroe, parlandone, facendo rivivere questo personaggio in modi diversi, andando a ripescare quelli che sono i documenti, quelle che sono le fonti, ma anche intervenendo con aspetti, vi ho dato un esempio prima, di interpretazione psicologica del personaggio. E mi piace molto pensare proprio all'immagine di questo padre con il figlio che insieme rievocano questo personaggio così importante, questo eroe, perché questo è il modo di fare memoria, di ricordare, di trasmettere insieme alla personalità dell'uomo anche quei grandissimi valori che ci stanno dietro, di democrazia, di giustizia, di libertà. Quindi grazie veramente per questo libro che avete scritto.
Allora, come vi accennavo prima, questa sera è organizzata in collaborazione con il Circolo Vittoriese di Ricerche Storiche e pertanto chiedo alla dottoressa Loredana Imperio, che è presidente del Circolo, di accomodarsi al microfono per prendere la parola. Prego. Grazie. La parola irredentismo oggi come oggi non dice niente a nessuno. Io invece ci soffro perché vengo da una famiglia di irredentisti. Mia nonna, appunto, era figlia di un garibaldino, mio bisnonno, appunto, era Francesco Mattei e ha combattuto con Garibaldi. Quindi la nostra famiglia era sempre controllata dall'Austria, perché da noi facevano le ispezioni e naturalmente il motivo, quello che volevano trovare era il tricolore e il busto di Dante. Quando è finita la prima guerra mondiale e sotto alla nostra casa sfilavano le truppe austriache, mia nonna ha messo tutte le bandiere fuori e ha messo anche il busto di Dante e al maggiore austriaco che passava sotto gli ha detto: maggiore, il busto di Dante è sempre stato qua e anche tutte queste bandiere. Dice: perché noi eravamo italiani e siamo sempre stati italiani. E in questa ottica ha cresciuto noi nipoti 10 nella leggenda di Nazario Sauro, perché mia nonna ci raccontava la storia di Nazario Sauro, ce l'ha sempre raccontato. Difatti, quando i profughi da Pola sulla nave Toscana nel 1947 lasciarono la loro bella città e per venire in Italia, la prima cosa che caricarono sulla nave fu appunto la bara di Nazario Sauro per portarla in Italia. Arrivarono a Venezia e naturalmente per rispetto scaricarono per prima cosa la bara di Nazario Sauro e fu accolta da un insieme di urla e di fischi. Questa cosa qui io ce l'ho sempre nel cuore, come un grandissimo dispiacere, perché questa Italia verso i profughi e verso soprattutto il corpo di un eroe è stata matrigna. Quindi questa figura di questo grandissimo eroe meritava un'accoglienza ben diversa dagli italiani. Purtroppo l'eroismo, l'amore di patria oggi non sono di moda e quindi tante figure che invece bisogna ricordarli, è giusto che vengano ricordate. Per questo è importantissimo questo libro, perché bisogna riallacciarsi agli antichi sentimenti, soprattutto all'amore di patria e non vergognarsi di essere italiani. Grazie. Io avevo deciso di fare una introduzione su chi era Nazario Sauro, ma lo lascio in toto all'ammiraglio. Invece volevo dire qualcosa sul libro che ho avuto il piacere di leggere e mi sono trascritto qualche appunto. È un libro ricco di parole che rimandano al mare, alla navigazione, ai ricordi intimi familiari e alla trasposizione temporale degli avvenimenti che hanno caratterizzato la vita di Nazario Sauro. È un'opera decisamente particolare da questo punto di vista. È un libro di reminiscenze, colmo di valori che danno importanza all'esistenza. Attraverso questi racconti si riscopre un Nazario attuale, che può essere punto di riferimento anche per le generazioni più giovani, le cui credenziali sono l'impegno, il rispetto, la libertà e la giustizia. Nel libro infatti si parla di libertà, ribellione, giustizia, generosità, solidarietà, responsabilità, sogni, passioni, ed il libro è rivolto, nelle intenzioni degli autori, proprio alle nuove generazioni di giovani, affinché trovino in Nazario Sauro un esempio come lo è stato per moltissimi italiani. Secondo me gli autori riescono appieno in questo intento.
ma permettetemi di presentarvi in modo più preciso l'autore, così come viene presentato nella quarta di copertina del libro. Allora, Romano Sauro, nato a Lavarone, qui dico l'anno di nascita, tanto c'è nel libro, per cui si può dire, nel 1952. È stato ufficiale della Marina Militare Italiana, raggiungendo il grado di ammiraglio. Laureato in scienze marittime e navali, ha ricoperto fra l'altro l'incarico di comandante in seconda del cacciatorpedinieri Audace e di comandante del cacciamine Sapri, della fregata Orsa e del centro intelligence interforze. Scrive per passione i libri di storia di marinai, fra una veleggiata, una scarpinata in montagna nel suo Trentino e gli impegni con la Lega Navale Italiana del Lido di Enea e Terracina. È figlio di Libero Sauro, che è un altro personaggio molto importante per l'Istria e per gli istriani. Il figlio Francesco è nato a Roma nel 1985, ha conseguito la laurea in economia aziendale e si sta laureando in giurisprudenza a Padova. Ama la vela e l'alpinismo, e qui aggiungerei il buon Sauro normalmente, e scrive per passione racconti di mare e ha pubblicato nella rivista Bollina Il ritmo della vita di mare e la vecchia Alpa Triste di nonno Tonino, vincitore del premio letterario Sapore di Mare 2010. Vorrei passare la parola all'ammiraglio con un aneddoto piacevole, successo il 21 di febbraio quando è venuto alla scuola elementare di San Giacomo di Veglia. Allora, quando le maestre hanno detto ai bambini guardate che narra Sauro, un bambino con la sua innocenza ha detto alla maestra ma è ancora vivo? E chiaramente con un senso ben più intenso e importante passo la domanda all'ammiraglio. Buonasera a tutti, vi ringrazio di essere questa sera presenti. Sicuramente poi io dimentico, quindi ringrazio chi ha voluto questa serata, quindi il Museo della Battaglia, il Comune di Vittorio Veneto, il Centro Storico di Ricerche Storiche e Franco, che poi è l'artefice, se vogliamo, che ci siamo conosciuti su Facebook e da lì poi è nata un'amicizia e tutti questi belli eventi. Io già parto male, nel senso che mi sono emozionato prima quando parlava l'assessore, quando ha cominciato a leggere alcuni pezzi, in particolare quello di Francesco, che appunto è uno dei pezzi più belli per certi versi, anche perché raccontano una fotografia che tra l'altro nel libro non c'è, incredibilmente, perché all'epoca preferì un'altra, poi me ne sono pentito, devo dire la verità, me ne sono pentito. Infatti nella nuova edizione che farò il prossimo anno del libro, spero insomma di farlo, se esauriamo questa, la metterò in aggiunta, perché in effetti è una bella foto, poi tutti me l'hanno detto, l'ho anche preparata oggi da proiettare, se non ricordo male. E quindi rileggere questi pezzi proprio mi portano a introdurre perché a un certo punto ho voluto che nella scrittura del libro entrasse anche Francesco, poi dirò i motivi che mi hanno portato a scrivere il libro. E proprio perché volevo dare al libro, alternare il mio racconto, che per tanti versi doveva essere ancorato agli eventi storici, non potevo farne a meno, perché di storia comunque stiamo parlando, anche se poi è una storia che racconto molto familiare per certi aspetti, perché ho trovato molti racconti di casa scritti, di mio padre, della madre di Nazario Sauro, della moglie, della sorella, insomma di zii in generale, e quindi è una storia anche familiare che si interseca, si intreccia con la storia, con la vera storia. Però volevo alternare anche dei racconti di freschezza, di gioventù, perché il libro io lo dedico ai giovani in particolare, ed è proprio uno dei motivi per cui ho scritto il libro, e quindi mi serviva una mente giovane, fresca, come poteva essere
quella di mio figlio Francesco, che tra l'altro sa anche scrivere e quindi ha questa qualità anche di immaginazione, di fantasia che serviva in certi racconti che gli chiedevo. E lui, di sua iniziativa, tra l'altro ha scritto quel pezzo che lei ha letto prima, e altri ne ha scritti, per fare degli esempi, gli ho chiesto, cerca di raccontare il momento della cattura, cosa pensa tuo nonno, di cui naturalmente non si ha niente di documentazione, non è in dubbio, oppure le 2 ore appunto prima di morire, o quando portava le armi in Albania a supporto degli irredenti albanesi, dei patrioti albanesi che erano anche loro occupati, come l'Istria e il Trentino erano occupate dall'Austria, in analogia l'Albania era occupata dai turchi e quindi lui li aiutò in qualche modo. E quindi mi serviva questa freschezza giovanile. È uscito un libro scritto effettivamente a 4 mani dove il mio racconto si alterna, credo bene, e l'ho anche detto l'assessore poc'anzi e mi fa piacere averlo sentito, e quindi dà al libro anche un valore aggiunto, se vogliamo, no? Nazario Sauro è vivo, in effetti. Quel bambino, nella sua ingenuità, non ha detto male, secondo me, perché il messaggio di Nazario Sauro è ancora tuttora vivo. È un messaggio di libertà, un messaggio di giustizia, quindi un messaggio che vale oggi, valeva allora, varrà sempre. No? Lui per questi valori, io dico e chiudo un po' il libro dicendo che per questi valori lui è vissuto, ha combattuto ed è morto. Però bisognava ripescarlo da un oblio nel quale era finito. No? Finito per tanti motivi che poi è sempre difficile spiegare e giustificare anche per certi versi. Non solo perché sono passati 100 anni, anche sicuramente perché sono passati 100 anni, ma anche per questioni legate proprio a quelle terre istriane, subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, sono state perdute, purtroppo anche definitivamente, perché l'Italia ha perso la Seconda Guerra Mondiale e il pegno che dovette pagare fu proprio l'Istria, e quello fu il prezzo amaro che dovevamo pagare. All'epoca non si poteva dire che avevamo perso la guerra, perché in teoria dovevamo dire che avevamo vinta, in effetti non andò così, e tutto quello che parlava d'Italia in quelle terre di Istria, di Dalmazia, è stato cancellato, come la figura di Nazario Sauro. Se uno oggi va in Istria, dove lui è nato, a Capodistria, non trova nulla che sia legato a Nazario Sauro. Diciamo che il nome di Nazario Sauro l'ho fatto riemergere io dall'oblio in cui era finito recentemente, quando sono andato proprio a Capodistria a giugno a presentare il libro, dove ho avuto un'accoglienza. Sono andato anche un po' timoroso, tra virgolette, che non sapevo l'accoglienza che avrei avuto, poteva essere anche negativa per tanti aspetti, perché andavo in terra, tra virgolette, nemica, o perlomeno quella terra, quella popolazione che aveva cancellato tutto quello che di Sauro si parlava, perché c'erano 5-6 scuole in Istria intitolate a Nazario Sauro e chiaramente hanno cambiato nome, come stava per succedere anche qui a Vittorio Veneto. E erano stati distrutti il monumento a Nazario Sauro dai tedeschi, dai nazisti, ancora durante la guerra dopo l'8 settembre, la lapide che lo ricordava dove era nato. Possiamo andare avanti magari con una lastrina, con un'immagine. Questa è la casa dove è nato Nazario Sauro. Lì in quel cerchio è una finestra, si vede una bambina ed è una delle figlie di Nazario Sauro, è mia zia Albania, che mio nonno chiamò Albania proprio perché lui aiutò gli albanesi, come dicevo poc'anzi, e al lato di quella finestra c'è una lapide dove c'era scritta la classica frase: qui è nato Nazario Sauro, eroe, bla bla bla, che non c'è più. C'è un segno però che la ricorda, se uno oggi va a Capodistria vede che c'è un segno, c'era qualche cosa lì che non c'è più, quindi un segno come un segno premonitore che vuole dire forse un giorno tornerà. Quindi tutto era scomparso di Sauro in Istria.
no? E quindi era stata cancellata un po' la memoria, ma anche da parte degli italiani era stata cancellata. A volte, per esempio, quando la Marina italiana consegnò il sommergibile Nazario Sauro, ormai dismesso, non più operativo, qualche anno fa, lo donò al comune di Genova, perché diventasse un museo galleggiante visitabile, se uno oggi va a Genova lo può vedere. Ricordo che la sera prima della cerimonia noi fummo invitati, tutta la famiglia nostra Sauro fu invitata, io mi trovavo lì vicino al sommergibile, immerso nei miei pensieri, stavo pensando a mio nonno, non avevo ancora l'idea di scrivere il libro, però nasce forse lì il momento in cui si avvicina una coppia di giovani sui 30 anni e mi chiedono: ma perché c'è questa impalcatura qui, questa tribuna che era stata allestita, no? Perché il giorno dopo ci sarebbe stata questa cerimonia, sto sommergibile, che cosa c'è? Dico: ma domani c'è la consegna, c'è una cerimonia di consegna di questo sommergibile al comune, che diventa dice: ma Nazario Sauro chi era costui? Tant'è vero che il mio primo brano, nel primo racconto come lui nasce, nel secondo brano proprio lo intitolo Sauro chi era costui, no? Proprio mi rifaccio a questa frase. Quindi ho pensato che forse andava ripescato questo nome, che per me era molto familiare, era sì un eroe, uno lo è per tutti gli italiani, quindi lo era anche per me per certi versi, però di fatto era un nonno che io non avevo mai conosciuto, che però mi aveva sempre attratto fin da bambino, e volevo approfondire l'analisi anche del personaggio, tirarlo fuori da quella esaltazione anche che il periodo del ventennio ne fece. Del resto il fascismo aveva bisogno anche di tirar fuori nomi e lo fece con Battisti, lo fece con tanti eroi, però anche per questo poi fu cancellato dagli stessi italiani, che infatti ricordo addirittura un preside un giorno mi disse, ma neanche recentemente, che gli proposi di presentare, di fare una conferenza in una scuola, dice: ma non possiamo parlare di un fascista. E dico: scusi un attimo, ma chi è il fascista? Mio nonno? Non esisteva neanche il fascismo quando lui è morto, quindi non poteva esserlo. Però siccome qui si parla, si perderebbe anche molto tempo e non vi voglio tediare con le mie chiacchiere oltre ogni limite, però gli interventisti, i redentisti, tutti questi personaggi, appunto Battisti, Filzi, Chiesa, Rismondo, Sauro, eccetera, che erano degli interventisti, prima i redentisti, perché anelavano a far sì che le loro terre tornassero a essere italiane, poi quando quando l'Austria fa scoppiare il primo conflitto mondiale, l'Italia si mantiene nella prima fase neutrale, e queste persone che vivevano in Istria, in Trentino, e quindi in territori sotto il controllo austriaco, per paura di essere arruolati nell'esercito, nella marina austriaca, e quindi di combattere prima o poi con l'Italia, perché si sapeva che l'Italia prima o poi avrebbe abbandonato l'Austria, era innaturale, se vogliamo, questa alleanza con l'Austria e con la Germania, che poi noi ricicleremo purtroppo anche nella seconda guerra mondiale, facendo un altro errore micidiale, e quindi se ne vanno e diventano interventisti poi, nel senso che cercheranno in tutti i modi, Battisti addirittura, lui era un politico, era anche deputato nel governo di Vienna, andrà nelle piazze in giro per l'Italia a sollevare la popolazione nella speranza di convincere il politico italiano a entrare in guerra, cosa che poi alla fine avverrà. E quindi interventisti, redentisti, guerra, prima guerra mondiale, guerra mutilata, il passaggio tra questi personaggi. Tra l'altro Mazzini era un socialista, è quello che ha creato il Partito Socialista a Trento, entrò in contrasto pure con De Gasperi, quindi, e con Mussolini pure, quindi non ha nulla a che vedere col fascismo. Il passaggio è quasi immediato, cioè Sauro fascista, Battisti fascista e cose del genere. Questo è quello che è successo poi con la seconda guerra mondiale. E quindi via più queste persone sono state nascoste, abbandonate, se non qualche scuola, qualche via, qualche piazza, finché non ci sarà qualcuno, qualche comune che deciderà comunque di cambiare la via, la piazza o la scuola intitolata Nazario Sauro.
Quindi il mio progetto, il mio obiettivo è stato un po' quello di ripescare dall'oblio questo personaggio, che ritengo sia una persona che possa essere veramente di esempio per i nostri giovani. E siccome vado nelle scuole a parlare di Nazario Sauro, oggi sono stato, prima di venire qui, all'Istituto Tecnico Commerciale Città della Vittoria, qui di Vittorio Veneto, e ho trovato dei ragazzi molto attenti, molto interessati. Io dico che i nostri giovani, se non hanno quell'amor di patria di cui parlava lei, è per colpa nostra, non è per colpa di nessun altro. È la nostra generazione che può aver fatto degli errori. Allora io nel mio piccolo cerco di portare questo messaggio in giro, fra cui racconto anche di patria, perché di questo bisogna saper parlare nella giusta misura, non nelle misure sbagliate magari in cui nel passato si è anche parlato, perché insomma, sono stati fatti degli errori dai nostri politici, senza nulla togliere alla politica, però non vorrei essere frainteso, però è una realtà. E quindi io vado in giro nelle scuole e noto grande interesse invece proprio in questa figura, quando gli racconto, gli leggo alcuni pezzi del libro che riguardano e li toccano più da vicino, quelle che sono cose che poi sentono molto familiari, può essere il rapporto con la madre, con i figli eccetera, perché Nazario Sauro aveva 5 figli, aveva una moglie, una madre che poi fu chiamata al processo, che magari poi se ci sarà l'occasione ne parlerò. Quindi ho cominciato a cercare elementi, no? A casa, nell'archivio di mio padre. Mio padre era una persona molto meticolosa, molto pignola, che raccoglieva tutto, catalogava tutto, ma nascondeva anche tutto. Era uno, io ancora oggi trovo degli elementi, ecco perché poi ho pensato che servirà forse prima o poi fare una nuova edizione, perché ho trovato degli altri documenti non importantissimi, però piccoli aneddoti di famiglia, eccetera, perché li rimetteva un po' dappertutto, dentro uno scatolone oppure dentro una pratica, un faldone dove c'era scritto fuori pratiche INPS, che uno si aspetta di trovare vecchie pratiche e butta via, e poi magari dentro si trova una lettera scritta da Gabriele D'Annunzio in originale, oppure dentro una cassaforte che, come abbiamo trovato, che invece di trovare soldi come tutti noi figli speravamo quando è morto, in effetti troviamo la medaglia d'oro e le 2 lettere che Nazario Sauro scrisse alla moglie e ai figli in originale, che non avevamo mai visto, che eravamo tutti convinti che erano andate perdute. Quindi questa grande opera di raccolta di elementi che mi hanno poi consentito di scrivere il libro ha richiesto del tempo, mi ha anche molto appassionato e interessato, sono venuto a conoscenza di cose veramente che non conoscevo. Il 60-70% di quello che io scrivo nel libro non lo conoscevo, non so mio padre se lo conosceva o meno, non ho idea. Sono portato a dire che anche lui non sapeva tutto del padre, che solo studiando per scrivere un libro approfondisci tanti aspetti della vita di questa persona, che mi ha portato a girare anche l'Italia, non solo adesso che vado in giro a presentare il libro, ma anche all'epoca. Per scriverlo sono andato in diversi musei, biblioteche, non nelle classiche posti, Trieste, dove ovviamente sono stato, Venezia, ma per esempio a Roma, dove non pensavo di trovare più di tanto, e invece ho trovato nell'archivio centrale dello Stato tutto il faldone, che è una cosa del genere, scritta in tedesco, che è il processo a Nazario Sauro, quello che è originale, che stava a Roma. Dice, ma che ci sta a fare a Roma? Io pensavo di trovarlo alla Marina, no? All'ufficio storico della Marina, dove sono andato e dove non ho trovato nulla. Sì, ho trovato del materiale, ho trovato anche lì delle lettere interessanti che scrisse l'avvocato difensore di Sauro, che era un avvocato d'ufficio, che evidente era un tedesco, era un ufficiale di marina tedesco, e ho trovato delle lettere molto interessanti che raccontano anche il rapporto con la madre di Sauro, quindi che vanno ad integrare quello che già si conosceva. Ma trovo questo grande faldone, l'unico problema è che era scritto in tedesco, quindi ho costretto mia figlia, perché poi è stato un libro scritto in famiglia, sì, ha parteggiato mio figlio realmente, ma poi tutta la parte grafica l'ha curata mio fratello, che è grafico di professione. L'italiano, se non ci sono errori in italiano, lo devo a mia moglie che mi correggeva i compiti che io preparavo la sera.
o in navigazione, perché spesso andavamo in mare con la mia barca a vela, perché io volevo penetrare l'ambiente marino il più possibile, immedesimarmi in mio nonno e cercare di, come l'ho fatto anche mio figlio che veniva in mare con me, per cercare di entrare proprio nella mentalità, nell'atmosfera, per rendere più veritiero tutto quello che raccontiamo. E poi anche mia figlia, che non appare se non la menziono in un'occasione, ma che traduce con Google Traduttore, lei era esperta, io non ci capivo niente, molti pezzi di questo processo da cui sono emerse delle cose molto interessanti, divertenti anche per certi aspetti. Qui volevo leggere un pezzo, tanto per dire che invece in un'altra situazione, quello che questa è una cartolina dell'epoca che trovai in una bancarella a Roma qualche anno fa, e con cui inizia praticamente il libro. Mi trovavo a piazza Augusto Imperatore a Roma. Era una domenica pomeriggio e minacciava pioggia. Il sole, nascosto dalle nuvole, era ormai sceso, stanco, dietro il Colosseo. Mi aggiravo con mia moglie tra le bancarelle di cose usate, vecchie e antiche. Mi fermai presso una di queste, colpito dalle tante cartoline, centinaia, migliaia, provenienti da ogni parte del mondo, suddivise per regione italiana, città, nazione e continente. Tra quelle ce n'erano anche alcune della Venezia Giulia. Non potevo non esserne attratto. Mi sono soffermato lì a lungo, sono un collezionista di cartoline scritte e con tanto di francobollo e timbro postale. Ero curioso di vedere se riuscivo a trovare qualcosa di interessante, e tra quelle fotografie e immagini antiche sbiadite dal tempo sulle vedute dell'Istria e della Dalmazia trovai una cartolina speciale. Raffigurava la casa natale di mio nonno a Capodistria. Da una finestra del primo piano si intravedeva la figura di una bambina. Credo di aver riconosciuto una delle figlie di Nazario, mia zia Albania. Quella cartolina costava ben 28 euro. Chiesi spiegazioni di quel prezzo così elevato. Tutte le altre oscillavano da 5 al massimo 8 euro, qualcuna anche meno. Il rivenditore era un signore neanche tanto anziano, sui 40 anni o poco più. Mi rispose molto semplicemente: ma lei non sa che è Nazario Sauro? Accennai un sorriso, forse interpretato come se non lo sapessi. Senza darmi il tempo di dire nulla, ma nulla avrei comunque detto, aggiunse: è il più grande eroe che ha avuto la Marina, l'ultimo martire del Risorgimento. Vabbè, contrattai il prezzo, poi riuscii a spuntare qualche euro di meno, e lui mi lasciò molto soddisfatto, concluse dicendo: Nazario Sauro le vale abbondantemente. Concluse soddisfatto il venditore, eccetera. Ecco, quindi io poi continuo questo pezzo dicendo che Nazario Sauro per me era un marinaio, era sì un eroe, però è un marinaio, un uomo normale, uno come noi. Chi leggerà il libro, avrà la bontà di leggerlo, scoprirà che era una persona normale, che amava vivere, che aveva una sua famiglia, 5 figli. Vediamo la prossima cosa ci dice. Questi sono i genitori, aveva dei genitori, una sorella, quella in piedi, la madre a sinistra, il padre a destra. Anche il padre era un marittimo, un marinaio come lui. Erano originari di Roma, la famiglia. Poi da quanto tempo stessero in Istria non si sa esattamente, non sono riuscito a scoprirlo, ma sto ancora cercando. Vediamo la prossima. Questo è lui a destra, giovane, ventenne, 22 anni, siamo nel 1902, si è sposato da poco, da un anno, ha un figlio, primo dei 5, mia nonna, la moglie di Nazario Sauro. Lui, questa foto, è già comandante di nave mercantile, perché lui viveva in Istria, a Capodistria, ed era comandante di nave mercantile, lavorava per una compagnia ovviamente austriaca, perché all'epoca l'Istria era occupata dall'Austria. Andiamo avanti, la prossima, questa era il resto della truppa o dell'equipaggio, per dir si voglia, per rimanere in termini, usare un termine marinaro, e quello a sinistra, più di tutti, è mio padre Libero, poi c'è mia zia Anita, mia zia Albania è quella più piccola, e Italo è l'ultimo a destra, con tutti i nomi che lui ha voluto dare, molto patriottici.
qualcuno ci ha fatto caso, Nino da Nino Bixio. Nino Bixio era un grande personaggio che per mio nonno era un punto di riferimento importante, era uno scavezzacollo come fu Nazario Sauro, che Nazario Sauro era un ribelle, sostanzialmente fu cacciato dalla scuola perché non studiava, amava il mare, voleva andare per mare. Lo stesso Nino Bixio lasciò la scuola molto giovane e imbarcò, poi diventerà comandante di nave anche Nino Bixio, fu uno dei comandanti delle navi della spedizione di Mille di Garibaldi, tanto per capirci. Quindi Nino Bixio, quindi il primo Nino. Poi c'è Libero, parla da solo, libero come libertà, che era l'obiettivo, era il valore forse più bello che mio nonno ha perseguito per tutta la sua vita. Anita Garibaldi. Albania è un nome molto particolare, come vedete, insomma, è difficile trovare un'altra persona che si chiami Albania, anche nella stessa Albania non esistono. Mi sono informato, perché appunto lui era un mazziniano, nella sua vita iniziale, insomma, in Istria, era prima socialista, poi diventa mazziniano convinto, quindi anche cospiratore, quindi non lo fece solo a vantaggio dell'Italia nel periodo dell'interventismo, eccetera, ma lo fece anche prima che scoppiasse la Prima Guerra Mondiale, portando armi e munizioni in Albania agli albanesi, e si appassionò a questa terra particolare dell'Albania che era occupata dai turchi, tanto da dare un nome a una figlia, insomma, quindi un aspetto importante. E l'ultimo adesso è Italo per Italia, quindi sono tutti nomi di libertà, come li chiama lui anche nelle lettere che scrisse poi ai figli. Vediamo la prossima. Ecco, qui io vi leggerei un altro pezzo che è il momento della cattura. Il momento della cattura va un attimino spiegata, perché poi io dopo è scontato un certo numero di cose che in effetti tanto scontate non le devo dare, anche perché doveva Franco inquadrare un attimino la figura di Nazario Sauro, poi ha voluto invece lasciare la parola a me, quindi devo spiegare qualche cosa. L'Austria nel 14 invade la Serbia e fa scatenare la Prima Guerra Mondiale. L'Italia, che era alleata dell'Austria e della Germania, si rende neutrale e lo rimarrà per un anno, poi entrerà in guerra, anche grazie all'opera degli interventisti e di tutta questa pletora di redentisti che dall'Istria e dal Trentino si porteranno in Italia, e verranno tutti arruolati, chi nell'esercito come Battisti, Fizzi, Chiesa e Vismondo, e chi nella marina come Nazario Sauro, che era un marinaio e quindi verrà impiegato dalla marina, quindi avrà il grado di tenente di vascello che corrisponde al capitano dell'esercito, e verrà impiegato a bordo delle navi dei sommergibili in missioni di guerra. La costa della Dalmazia e dell'Istria è una costa molto frastagliata, piena di isole, isolette, fiordi e quant'altro, che faceva all'Austria come una protezione naturale, no? Mentre la costa italiana è piatta, è facile da raggiungere anche dal mare, uno si avvicina con una nave e comincia a bombardare perché è tutto davanti, cosa che l'Austria farà nei primi giorni di guerra proprio ad Ancona e a Brindisi. In effetti l'Austria aveva questa protezione naturale, oltre a tutte le fortificazioni che aveva lungo la costa. Quindi usufruire dell'esperienza di personaggi come Nazario Sauro, che conoscevano la costa istriana e dalmata in maniera come le proprietà, si suol dire, perché ci aveva navigato a lungo, era utile per la marina italiana, e quindi usò tutti questi redentisti. Sauro dei tanti, poi è diventato famoso perché l'hanno acchiappato, tra virgolette, l'hanno poi condannato a morte, quindi diventa 9 martire, però ce ne sono tanti altri che hanno continuato ad operavano tutti con nome di copertura, perché se catturati sarebbero stati passati alle armi proprio per tradimento, perché all'epoca chi nasceva in Istria o in Trentino era considerato austriaco, esisteva il concetto dello ius soli, oggi si sente parlare in televisione di ius soli
ma all'epoca per l'Austria nascevi in Istria, nascevi in territorio austriaco, eri suddito austriaco, non ne importava niente se tu ti sentivi italiano, eri di origini romane come nella fattispecie della famiglia Sauro. Per loro eri austriaco, basta. E quindi il fatto che tutti questi personaggi decisero a un certo punto di andare a combattere per l'Italia erano dei traditori, quindi se li acchiappavano, come è successo un mese prima della cattura di Sauro al castello del Buon Consiglio a Trento hanno impiccato appunto Sauro, Battisti e Filzi, mentre Damiano Chiesa fu fucilato perché era giovane, quindi era più o meno di 21 anni. Quindi nelle tante missioni che ha fatto Sauro, ne ha fatte 63 per esattezza, tutte molto insidiose perché dovevano entrare nei porti dell'Austria-Ungheria, e quindi a Pola, quindi a Fiume, a Parenzo, a Cattaro, a Sebenico, insomma tutti i porti che lui conosceva benissimo, e quindi la Marina li impiegava a bordo delle navi dei sommergibili. Nell'ultima missione imbarca sul sommergibile Pullino, e il sommergibile era una notte, come si suol dire, buia e tempestosa. La missione era molto rischiosa. Quel giorno l'ammiraglio, il capo della Marina, con cui Sauro lavorava spesso perché gli proponeva delle azioni, delle missioni in terra istriana e dalmata, non voleva che Sauro imbarcasse quel giorno perché era una missione pericolosa. Si andava vicino alla costa dalmata e istriana, quindi in fondali bassi, si doveva penetrare nel porto di Fiume e bombardarlo e silurarlo, e quindi se fossero stati catturati il rischio che Sauro venisse riconosciuto era elevatissimo, e quindi il rischio di perderlo sostanzialmente. Tant'è vero che dopo questa missione sia la Marina che l'Esercito, dopo le morti di Battisti eccetera, tolsero dal primo fronte tutti questi redentisti, no? Proprio per non fargli rischiare la morte, perché l'Austria non guardava in faccia a nessuno, insomma, quelli erano tedeschi, dice tu sei austriaco, non mi interessa. Aveva un nome di copertura, ovviamente, come dicevo prima. Il sommergibile si incaglia in uno scoglio, purtroppo quella notte c'è la bassa marea, quindi non possono aspettare l'alta marea. Se ci fosse stata l'alta marea si avrebbe sollevato il sommergibile che poteva riprendere la navigazione, ma non avrebbero fatto in tempo perché sarebbero arrivate le navi, cosa che avviene in effetti. Però loro la mattina, verso le 5 di mattina, abbandonano il sommergibile, prendono, sequestrano due barche, una a vela e una piccola barca a remi come quella, e decidono di allontanarsi. Nazareno Sauro chiede il permesso al comandante di andarsene da solo perché lui voleva tornare in Istria e da lì poi ritornare a Venezia. Il comandante cerca di convincerlo che non è il caso, che se lo catturano si domanderanno gli austriaci ma perché tu te ne sei andato da solo? Gli verranno i sospetti, al di là che tu dica che sei hai un altro nome, però insomma si domanderanno perché tu te ne sei andato da solo, gli altri. E lui disse ma io non ho problemi, ce la faccio con la barca a remi, la costa era molto vicina, erano 3 miglia, quindi insomma siamo di 5-6 chilometri. Rischia, sapendo che comunque l'altra barca a vela con cui era andato via l'equipaggio, il comandante del sommergibile, sarebbero stati catturati e avrebbero passato il resto della loro vita di guerra in un campo di concentramento, cosa che in effetti avverrà, e quindi la sua guerra era finita. Lui non voleva voleva salvare la vita per continuare a dare aiuto all'Italia, e quindi tenta questa strada. Gli va male, perché come verrà catturata la barca a vela, così verrà catturato anche lui. Lui ha, vedete qui in questa immagine, sulla destra della nave militare si vede la bandiera austriaca, eccetera, lo avvistano, saranno le 8-9 di mattina, in mano lui tiene una bandiera italiana, e vi vado a leggere questo pezzettino che ha scritto mio figlio, che io gli chiedo appunto a mio figlio, racconta
come è avvenuta, cosa pensa in questi momenti tuo nonno? Allora, partiamo da qui. Era lui che aveva sbagliato, si ripeteva, nel senso che lui sapeva, conosceva benissimo questo scoglio che si chiama Galliola, che sta vicino all'isola di Unie, tra la costa, tra le isole Dalmate e Pola. Lui era a bordo proprio per quello. Quella notte purtroppo era una notte buia, anche questa è tempestosa, e non si vedevano un tubo. I fari peraltro all'epoca erano spenti, non c'erano i sistemi di navigazione di oggi. Comunque gettò un ultimo sguardo al sommergibile, al suo equipaggio di ragazzi che in lui credevano, al suo comandante che in lui aveva creduto. Ma non era tempo, ora si disse, di affogare nell'assenzio. E dalle crisi, dalle sconfitte, dalle tele rotte, dai pennelli spezzati che nascono i capolavori. Rinvigorito nell'animo da questi pensieri, potenziò la voga in direzione di Unie, ma il tempo, scandito dalle pagaiate, d'improvviso si fermò all'apparire nell'orizzonte sfumato di pensieri di una sagoma nemica. Nazario la riconobbe subito. Una nave austriaca che faceva la sua rotta contraria. Erano lì per lui. Umano nell'animo provò quello che credo anche io, anche voi avremmo tentato: la fuga. Girò la barchetta con pagaiate opposte e provò qualche istintiva remata verso il largo, ma l'eco dei motori, che ormai era ormai troppo vicina, la nave austriaca militare era molto più veloce e le sue caldaie a vapore più efficaci, non poteva essere altrimenti, del suo pur vigoroso e possente vogare. Prese quindi rapidamente il tricolore che teneva nel pastrano, vi avvolse la pistola d'ordinanza e la gettò nei flutti, meglio giù, tra i fanghi dell'Adriatico che in mano al nemico. Aspettò l'accosto della nave austriaca e l'arrivo della scialuppa, ma non mise i remi in barca, come a dire: non mi arrendo. Pensò ancora una volta all'equipaggio del sommergibile, sperava che almeno loro ce l'avessero fatta. Pensò alla moglie, agli occhi di suo figlio Nino che lo scrutavano dall'isola di Sant'Elena, Venezia, al Libero, ad Anita, Italo, rimasto coi nonni a Capodistria e che da quando era partito per Venezia non aveva più visto, ad Albania, la sua cara e bella Albania, la più piccola dei suoi adorati 5 figli. Vide i loro volti impressi nel verde, nel bianco, nel rosso di quella bandiera che stava affondando e ne cercò lo sguardo, fino a che il mare non ostacolò i raggi del sole che ancora la illuminavano. Questo è nel racconto di mio figlio Francesco, come lui ha voluto raccontare questo momento drammatico per Nazario Sauro. Sapeva che ormai la sua vita era finita, sì, lui spererà poi di nascondere la sua vera identità, ma come gli aveva detto il comandante del sommergibile, la prima cosa che gli chiedono: ma perché te ne sei andato da solo? E da lì iniziano i sospetti e i dubbi che non fosse il Niccolò Sambo che diceva di essere, ma che fosse un marittimo suddito austriaco, anche perché la sua parlata chiaramente era istriana, che non era la stessa, simile a quella veneziana. Lui diceva di essere veneziano, dirà ai carcerieri, alla marina austriaca che l'aveva catturato, dirà di essere veneziano, ma il veneziano non è l'istriano, è molto simile, ma la cadenza è diversa. E poi lui era noto perché era un personaggio che prima di diventare ufficiale della marina italiana era comandante di piroscafi austriaci nella marina commerciale qui in Istria, era conosciuto da tutti lungo la costa, quindi non è che potesse, e infatti lo riconosceranno in tanti, dice: ah, quello è Sauro, lo conosco io, eccetera. Cioè, poi ci fu processo che durò veramente poco, in quei processi brevi che qualcuno ha cercato recentemente ma che non è riuscito ad ottenere in Italia, lì all'epoca funzionavano, che era una meraviglia. E dura 6 giorni il processo di Nazario Sauro, quindi e questo lo porterà poi all'impiccagione. Possiamo vedere la prossima. Questo è un momento sempre in un disegno, perché all'epoca non c'erano le fotografie, gli iPad, i telefonini, i selfie, no? L'unica fotografia che abbiamo di Nazario Sauro l'ha raccontato poc'anzi l'assessore.
che è quello proprio poco prima di salire il patibolo. Questo è in un altro disegno come quello precedente che riproduce la cattura di Sauro. Questo è il momento del confronto, perché gli austriaci ormai non hanno più dubbi, è Nazario Sauro e come tale è un suddito austriaco, traditore, quindi va impiccato. Però vogliono la prova suprema e quindi vanno a prendersi la madre e la sorella che abbiamo visto nella foto iniziale. E questo evento io in famiglia lo vivevo in maniera terribile quando veniva raccontato da mio padre. Chiaramente era una tragedia greca, una tragedia proprio familiare, delle più tremende. Pensare a una madre che viene chiamata a un processo per riconoscere il proprio figlio e che da lei poteva anche dipendere, forse, questo era quello che pensava questa povera donna, e lo dirà, e ho trovato i diari insomma che lei scrisse dopo la morte del figlio, dirà i suoi pensieri, ve ne leggerò un pezzettino tanto che non vede il figlio da 2 anni, perché il figlio se n'era andato via dall'Istria, da Capodistria, lei era rimasta col marito a Capodistria. Non lo vede da 2 anni, quindi qui ci sono diverse mamme. Provate a immaginarvi questo momento terribile in cui loro vivevano a Capodistria, arriva la polizia a casa e gli dice: vostro figlio vi vuole parlare. Chiaramente la madre al momento dice: ma questo è un imbroglio, sapevano tutti che era andato via dall'Istria, che si era arruolato nella marina, mi vogliono fregare in qualche modo. E lui dice: ma mio figlio è in America, fa la madre. No, vostro figlio sta a Pola e vi vuole parlare. Che capiscono che è successo qualche cosa. Tra l'altro vengono scortate madre e sorella di Nazario Sauro fino a Pola. Il percorso non dura un'ora di macchina, ma viene fatto via mare, quindi dura una giornata, nelle quali le 2 povere donne bisbigliavano qualche cosa, perché erano sempre guardate a vista dai gendarmi, quindi non potevano neanche accordarsi più di tanto. Riescono più o meno a parlare e a dire: ma vedremo un attimino, cercheremo di capire cosa è successo, però certamente sono molto pessimiste, soprattutto la madre. E in questo disegno vediamo il confronto con la madre. Gli austriaci speravano da questo confronto che si aspettavano la madre che saltasse al collo del figlio, lo abbracciasse, lo riconoscesse, quello che istintivamente credo qualsiasi donna o figlio vorrebbe fare, e entrambi volevano fare. Quindi adesso vi chiedo un attimo di ascoltare e seguire il mio racconto nella lettura di quello che è, e guardando questa figura, cercando di immaginare questo momento, che è veramente un momento difficile per questa povera donna. Intanto, e per fortuna per certi aspetti, il primo ad essere interrogato fu Nazario Sauro. Quando portano davanti la madre, gli chiedono, questo è preso dal verbale, e quindi da quel verbale scritto in tedesco che io ho recuperato nell'archivio di Stato a Roma, all'Euro di Roma. Conoscete questa signora per vostra madre? Non conosco questa signora. Ecco, questa è la risposta di Nazario, cioè fa capire alla madre, nega. E la madre cosa pensa in quei momenti quando viene portato dentro la stanza dove c'è il figlio e quindi si vede dopo 2 anni il figlio davanti, quindi anche quella speranza che aveva che non fosse realmente suo figlio svanisce, che lo riconosce, chiaro. Quando vidi apparire Nazario, questa è la madre che scrive nelle sue memorie, quando vidi apparire Nazario il mio cuore sobbalzò e fui sul punto di mancare. Lo riconobbi immediatamente, era proprio lui, il mio Nazarì che non rivedevo da 2 anni. Sentii una voglia tremenda di balzargli al collo, di coprirlo di baci, ma mi trattenni e mi feci forza. Pensai che anche il solo mio turbamento lo avrebbe potuto perdere e mi fermai. Ma per un momento ebbi timore che, se interrogata, non avrei potuto articolar parola. Subito i suoi occhi si incontrarono con i miei.
Fu una lunga occhiata con la quale ci dicemmo tante cose, con la quale ci promettemmo di essere forti. Nessun segno di turbamento apparve sul suo viso. Quel suo sguardo amorevole ma severo, il suo freddo contegno verso di me mi spiegarono chiaramente come avrei dovuto regolarmi. Capii che avrei dovuto negare. Il cuore mi batteva così forte che credevo mi si spezzasse. Potete immaginare. Poi ci sono altri momenti, perché poi c'è il processo a cui costringono la donna a partecipare, e comunque la domanda che le fanno è identica a quella che fecero al figlio. Conoscete quest'uomo per vostro figlio? Non lo conosco. Questo poi non le domandarono altro. Poi fu la volta della sorella, che anche lei si emozionò chiaramente, perché poi alla fine, sì, nelle parole magari neghi, però poi con gli occhi, con la figura, con il tremore, con l'emozione, lì non riesci a frenarti più di tanto, e quindi però loro negarono. Ci fu anche poi nella tragedia familiare, ci fu una seconda tragedia familiare, perché il cognato di Nazario Sauro, cioè il fratello della moglie, lo riconobbe. Evidentemente c'erano degli asti tra i due molto forti. Del resto, purtroppo, stiamo parlando di, io non è che voglio giustificare nessuno, però insomma va anche ricondotto il tutto in un'ottica locale. Stiamo parlando di una terra di confine, come tutte le terre di confine sono sempre state nei secoli oggetto di diatribe nella stessa famiglia, si sono mescolati nel tempo persone diverse, che poi magari uno era da una parte, uno era dall'altra. È successo anche durante dopo l'8 settembre. In Italia ci sono state delle famiglie che avevano dei figli fascisti e degli altri erano partigiani. Purtroppo la vita porta anche a questo. In terra di confine queste situazioni sono ancora più esaltate. E quindi nella fattispecie, evidentemente, tra mio nonno e il cognato, uno era sottufficiale della Guardia di Finanza austriaca, e quindi si sentiva evidentemente austriaco. Questo non vuol dire che necessariamente doveva tradirlo, però evidentemente si è tolto qualche sassolino dalla scarpa e lo tradì. E nel tradirlo gli disse: guarda che c'è anche un difetto a un occhio che si era procurato da bambino mio nonno, e che fu quello che fece togliere qualsiasi dubbio, perché gli trovarono questo piccolo difetto che era impercettibile. Dovettero chiamare un medico oculista, perché ad occhio non si vedeva, che trovò questo difetto, e quindi tagliò la testa a torno. Nazario Sauro. Nella prossima immagine vediamo appunto questa fotografia, questa immagine vera, non è un disegno. Qui è Nazario Sauro qualche ora prima di salire il patibolo. Lui guarda, come piace dire a me, verso la libertà. Ormai è già in un'altra vita, sa che non ha più scampo, il suo pensiero è sicuramente all'Italia. Credo anche che, ma così mi allargo, in quel momento, se da una parte sicuramente non era contento di andare a morire, perché credo che a nessuno piaccia andare a morire, però andava comunque a morire per una causa che lui ha considerato sempre giusta, una causa di libertà per l'Italia, tutti quei valori, insomma, lui ha creduto, e per i quali oggi noi lo ricordiamo poi sostanzialmente, e per quei motivi che mi hanno portato a scrivere il libro, che tra l'altro è un bel volume di 500 pagine, quindi non è, si scorre, devo dire il vero, però quando l'editore a un certo punto, io continuamente gli mandavo dei pezzi in aggiunta, chiamò mia moglie e gli disse: dica a suo marito di smetterla di scrivere. E io poi gli scrissi, disse: guarda, ti è andata pure bene, perché mio nonno è morto a 36 anni, figurati se avessi vissuto fino a 50, quante cose avrei ancora raccontato. E quindi c'è praticamente una pagina
anzi 10 pagine per ogni anno di vita, perché poi sì, sono 500, ma poi ci sono anche delle pagine bianche, ci sono 150 immagini, fotografie, documenti, quindi alla fine di fatto con questo io quasi avrei chiuso, poi lasciamo spazio se ci sono delle domande, però possiamo vedere le ultime 2 immagini, che sono le famose 2 lettere che io trovai nella cassaforte di cui vi accennavo quando morì mio padre nel 2002. Nostro padre muore a 95 anni, cercavamo il tesoro quello, i soldi, perché dici sai i vecchi come sono, che nascondono, no? Io sapevo benissimo, lui era un ufficiale di marina, pensionato, quindi non poteva essere ricco, però sai mai. E in effetti a un certo punto ci crediamo, perché quel giorno in cui lo seppellimmo, lui muore a Trento, lui viveva ormai in Trentino, nel paese dove sono nato, a Lavarone, l'avevamo appena portato al cimitero di fronte casa, che sta proprio lì accanto, casa bottega, si può dire. Eravamo ancora tutti lì, c'erano diversi parenti, amici, c'erano vari rappresentanti delle forze armate, perché lui era ammiraglio della Marina italiana, quindi la Marina ha voluto fare i funerali, quelli pomposi, no? Con tanto di marinaio vestito in divisa, la lettura della preghiera del marinaio e quant'altro. Eravamo tutti lì nel giardino di casa, avevamo approntato, le donne di casa avevano approntato da mangiare per tutti i presenti, e noi figli abbiamo cominciato a cercare, a rovistare nella sua camera, dove aveva allestito un piccolo museo, e a un certo punto, spostando un mobile, dietro un mobile troviamo una cassaforte. Eccola. Non è vero, il vecchio ci ha lasciato qualche cosa, cerca la chiave della cassaforte, e la cassaforte non si trova, la cassaforte ha la chiave. Allora c'era un mio amico che dice: ci penso io, la smuriamo, quindi col piccone comincia a distruggere mezzo muro, e la gente che stava fuori a mangiare sempre su muro, tutti si affacciano a guardare, quindi c'erano in questa camera un casino di gente, una cosa che doveva avvenire in maniera molto privata, no? Soprattutto se cercavamo e trovavamo dei soldi. Beh, in effetti così è andata, presi dalla foga che eravamo diventati ricchi improvvisamente, poi magari dentro ci trovavi solo cambiali, che ne sai, in bianco, quindi e invece smuriamo la cassaforte, la apriamo da dietro, perché da dietro è più maneggevole nella parte fatta apposta così, e dentro una mossa agitata, non è che si sentiva un granché, però dentro invece troviamo queste lettere. Le lettere originali che scrisse Nazario Sauro alla moglie, questa è quella che scrisse alla moglie, quella dopo, poi andare avanti, è quella che scrisse ai figli, che noi figli non avevamo mai visto in vita nostra, anzi nostro padre ci aveva detto che erano andati distrutte con la guerra, con la seconda guerra mondiale, nel senso che mio padre combatté contro gli jugoslavi che cercavano di occupare l'Istria, e poi ci riuscirono perché le forze dell'esercito jugoslavo erano preponderanti, e poi noi in Italia eravamo divisi in tante fazioni fazioncine, quindi a un certo punto mio padre dovette scappare dall'Istria, che era stata, e andò a finire in questo paese dove sono nato e quant'altro. E lui disse: non abbiamo fatto in tempo a prenderci le lettere, tutti i documenti di nostro padre, che sono andati perduti. E quindi noi tutti non l'avevamo mai viste e sapevamo che erano andate perdute. E invece no, c'erano, le teneva nascoste e non le aveva detto a nessuno. Perché? Questo è un mistero. Forse non voleva sapere perché dentro c'era anche la medaglia d'oro, e quindi non venissero dei ladri a portarla via. Ci sono i collezionisti che magari sono interessati. Tutto questo ben di Dio che noi ci siamo trovati poi, questo vero tesoro, che è il vero testamento che abbiamo, è proprio questo. Adesso si trova al Museo del Risorgimento, perché la famiglia Sauro ha donato tutti i cimeli di Sauro al Museo del Risorgimento di Roma. Purtroppo la medaglia d'oro è stata rubata recentemente dal museo. In realtà la famiglia l'ha tenuta, l'ha conservata per più di 100 anni, e dopo 2 mesi il Museo del Risorgimento se l'è fatta rubare. Purtroppo le cose della vita. Io non vedevo l'ora di liberarmi, avevo paura che mi venissero i ladri in casa
e quindi quando l'ho donata, siamo andati dal notaio a donare tutto il materiale, tra cui la medaglia d'oro, le lettere eccetera, anche il berretto di Sauro col quale fu impiccato, perché riuscimmo a recuperare anche il berretto di Nazaro Sauro di quando fu impiccato, e fu recuperato in maniera molto particolare, non lo sapete neanche voi e neanche te Roberto lo sai. È stata una ricerca lunga. Tanto è stato trovato in una soffitta di una mia cugina che aveva sposato Luciano, figlio di Albania. Mi dice un giorno: oh, il berretto di Nazario. E qui andai di corsa, ricordo, mia moglie stavamo andando in Trentino, devio a Firenze e vado subito a Mestre, dove abita mia cugina, a recuperare prima che ci ripensi, sai com'è, alla fine. E recupero il berretto, poi vengo a scoprire in alcuni documenti che ho trovato recentemente peraltro che quel berretto fu preso dal boia che impiccò Nazario Sauro come cimelio di guerra, come gli indiani prendevano gli scalpi, cioè era lo stesso il boia, che era lo stesso boia che aveva impiccato Cesare Battisti, e questo avviene nel 1923, ho trovato i verbali. Della donazione di questo personaggio che va a Vienna, si incontra con il boia nel 1923, paga, prezzola il boia, si fa dare il berretto di Sauro e le spalline che aveva nella divisa quando fu impiccato, compra questi cimeli e poi li porterà al podestà di Capodistria nel 1925. Poi quei cimeli vengono dati alla famiglia Sauro, che li tiene nel museo che era stato allestito nella casa natale di Nazaro Sauro. Da lì poi mia zia Albania se li porta a casa, mio padre neanche lo sapeva, e li dà al figlio Luciano. Mio cugino Luciano muore poco tempo fa e rimane solo mia cugina, la moglie, che come sono in buoni rapporti, un giorno mi chiama appunto e mi dice: quindi il berretto che adesso, se uno va al Museo del Risorgimento a Roma, lo trova nella bacheca dove c'era anche la medaglia d'oro che adesso non c'è più. Io voglio chiudere con la lettera che ha scritto Nazario Sauro ai figli, perché era un testamento spirituale molto bello, molto importante, anche perché dà un concetto di patria che non era quel concetto di patria che purtroppo spesso viene strumentalizzato e utilizzato impropriamente, non solo da chi va allo stadio a sventolare la bandiera tricolore, che va anche bene, perché comunque sventolare una bandiera tricolore va sempre bene, ma che è stato usato in maniera impropria in passato e non solo recente, che anche spesso è stata confusa la patria con un partito o con qualche altra cosa. E quindi vi leggo la lettera che scrisse ai figli, che io lessi quel giorno in cui la trovai, perché me la sono trovata tra le mani dentro la cassaforte, in cui racconto questo episodio con particolari maggiori di quanti non posso aver raccontato oggi. E quando la lessi in quell'occasione scese il silenzio tombale, e non soltanto perché hanno appena sepolto nostro padre, ma perché tutti hanno percepito quel giorno che quello che avevamo trovato, quel foglio di carta ingiallito dal tempo, giallo, con questo stesso colore, della grandezza più piccola di questo libro, era qualcosa di veramente importante. Lui si rivolge al figlio maggiore Nino, ma di fatto si rivolge ai figli. Scrive a Luca, che era il più anziano, aveva 15 anni, il più grande. Caro Nino, tu forse comprendi, o altrimenti comprenderai tra qualche anno, qual era il mio dovere di italiano. Diedi a te, a Libero, ad Anita, a Italo, ad Albania, nomi di libertà, ma non solo sulla carta. Questi nomi avevano bisogno del suggello ed il mio giuramento l'ho mantenuto. Io muoio col solo dispiacere di privare i miei carissimi e buonissimi figli del loro amato padre, ma vi viene in aiuto la patria, che è il plurale di padre, e su questa patria giura, o Nino, e farai giurare ai tuoi fratelli, quando avranno l'età per ben comprendere, che sarete sempre, ovunque e prima di tutto italiani. I miei baci, la mia benedizione, papà. Da un bacio a mia mamma, che è quella che più di tutti soffrirà per me.
amate vostra madre e porta il mio saluto a mio padre. Io vi ringrazio. Benissimo, se qualcuno ha delle domande da fare, io sono qua, porto il microfono. Nessuno che rompa il ghiaccio. Nessuno che rompa il ghiaccio. Ecco, Tanto, visto che lo rompo io il ghiaccio, visto che sono abituato, e vi voglio leggere due righe che ha scritto, diversi lettori mi hanno scritto, di varie età, grandi, piccini, e ce n'è una in particolare, una giovane di 28 anni, Giulia, che ha letto il libro e mi ha scritto queste belle parole, insomma, che mi sono molto piaciute, ovviamente, perché vuol dire che ho centrato nell'obiettivo di dedicare il libro ai giovani, perché non è dedicato solo ai giovani. Io ho scritto col duplice scopo di ripescare dall'oblio un personaggio, di sfrondarlo di tutto quello che di retorica il periodo del fascismo gli aveva dato, e che era stato uno dei motivi per i quali era stato anche dimenticato e cancellato dalla storiografia e dagli storici italiani, e quindi di ridargli una veste di uomo normale, che aveva però dei principi, dei valori importanti in cui ha creduto, per i quali ha combattuto fino alla fine. E ai giovani, perché potessero vedere in lui una persona che aveva degli obiettivi, che li perseguiva con grande determinazione, un sognatore quale è stato. E quindi è un messaggio di speranza e di entusiasmo che io lancio attraverso il libro verso i giovani, e i risultati me ne danno ragione per certi versi. Giulia cosa dice? Ho finito il libro e mi è piaciuto molto. Si vede che il lavoro certosino dell'autore aveva come scopo quello di lasciare un messaggio di entusiasmo e libertà ai giovani. Ciò che conta in questo periodo di crisi e sconforto è non perdere la speranza e continuare a nutrire i propri sogni. Io perlomeno ci ho visto questo e ne ho ricavato una grande forza. Quindi grazie. Ecco, sono parole molto semplici ma molto belle, che non si vede, ma io mi commuovo ogni volta che le leggo, insomma. Ecco, questo volevo dirvi in aggiunta. il ghiaccio è stato rotto. Qualcuno ha... Volevo dire solo una cosa, non ho la voce abbastanzata. Ha detto che la terra è stato dimenticato. Forse, perché io le posso dire che io ho fatto la vigilatrice nelle colonie dei profughi giuliani danati e ho fatto anche l'insegnante al campo profughi padriciano, solo il Casso Cristino. E noi abbiamo sempre raccontato ai ragazzi la storia di Nazario Sauro. Tutti quei ragazzi che sono passati alle colonie di Ovaro, di Piera, eccetera, tutti quanti conoscevano la storia di Nazario Sauro, perché l'abbiamo raccontata noi. Quindi non è che era stato dimenticato, forse è stato dimenticato dalla storiografia ufficiale o anche dopo perché faceva comodo a, diciamo, a un certo establishment, però non creda che quella figura sia stata dimenticata. Ma sicuramente è vero quello che dice dei profughi istriani, dannati, perché Nazario Sauro è un'icona, come per gli italiani può essere qualche altro personaggio famoso, però nella scuola l'assessore ha detto che l'ha studiata a scuola, però oggi nei libri è scomparso. E quindi non se ne parla, nella media di un'età tra i 20 e i 50 anni la percentuale è molto bassa, direi, però questo non è che... Nell'enciclopedia italiana della Ute Nazario Sauro sono dedicate 6 righe
6 righe. Vabbè, ci ho pensato io a scrivere 500, insomma. 512. Qualcun altro ha qualche domanda o qualche pensiero? No, vi dico intanto nel frattempo che nell'angolo ci sono i libri e sono in vendita, si possono acquistare e poi l'autore la dedica. Farò una dedica speciale, come dissi al padrone di casa, della casa che abita adesso, la casa di Nazario Sauro, quando andai a Capodistria. A un certo punto, alla fine della presentazione del libro, che è avvenuta nella casa accanto a quella dove è nato Nazario Sauro, che è diventata un bed and breakfast, e io ho dormito, io e mia sorella Giuliana abbiamo dormito nella stanza accanto, che confinava con la camera dove era nato Nazario Sauro. Alla fine della presentazione si avvicina un signore che parlare italiano un po' stentato, quindi si capiva che era sloveno o quantomeno jugoslavo, insomma, poi abbiamo scoperto che era sloveno. Era un giornalista sui 65 anni, si avvicina con la moglie, col libro aperto, mi dice: mi fa una dedica? Dico va bene, certo, però me la fa speciale, mi fa. E io guardi, dico, le mie dediche sono tutte speciali. Ma no, fa lui, no, la mia deve essere più speciale delle sue dediche speciali. E io dico: perché mai? Perché io abito nella casa dove è nato suo nonno. Allora ho detto: no, c'ha ragione, io la faccio super speciale, e gli feci la dedica. Finita la dedica, che si è letto, mi ha detto: e naturalmente la casa è aperta, è come se fosse la sua casa, la venga a visitare quando vuole. Quindi fu un momento molto emozionante, devo dire, è stato molto simpatica questa persona. Io e mia sorella siamo entrati dentro e abbiamo vissuto un momento molto emozionante, perché in quella casa non c'era solo nato mio nonno, e che io avevo descritto nel libro, dove ruota molto della vita giovanile di Nazario Sauro, ma c'era nato anche mio padre. Molti ricordi della mia famiglia sono legati a quella casa, quindi entrare nella casa che era stata perduta per colpa della guerra, eccetera. Poi divertente, diceva prima che in terre di confine c'è chi sta da una parte e dall'altra, anche nell'ambito della stessa famiglia, come il cognato di mio nonno che tradì Nazario Sauro, che nei conti era il fratello della moglie, insomma, cioè voglio dire, era uno di casa. Beh, entro dentro la casa, nell'atrio, a destra c'erano 6-7 fotografie di mio nonno, quindi che lui aveva messo in evidenza, anche del monumento che c'era a Capodistria, fin tanto che i tedeschi lo distrussero, e nella parete opposta c'erano delle immagini di Tito, che era il presidente della Jugoslavia. Questa vigilanza, dico, mi faccio a mia sorella, si guarda, mi incagnesco. Però ecco, io ci dico sopra perché questa è la vita, che poi ha portato anche tanta amarezza in tanti di noi che hanno perso le terre, però insomma riserva anche delle cose negative come tante altre cose belle, ricordo se non altro a memoria insomma di chi ha perso tutto lasciando l'Istria, Pola, di Pola o altre zone dell'Istria che la mia famiglia, la famiglia qui di mio cugino eccetera hanno perso. Sicuramente sono momenti che i miei genitori hanno vissuto con grande sofferenza. Mio padre e mia madre non sono più voluti tornare in Istria, non hanno chiuso un capitolo, non hanno aperto un altro. Gli sarà rimasta un'amarezza interna, una tristezza enorme, però hanno chiuso un capitolo e hanno aperto un altro. Mio padre ha fatto la sua bella vita comunque, nonostante abbia perso una figlia perché è morta con una bomba che aveva 6 anni, ha perso un padre come vi ho raccontato oggi, però ha avuto anche 4 figli che gli hanno dato soddisfazione, ne ha piazzati 2 in marina, purtroppo non ha visto il libro che ho letto, se no mi avrebbe pure bastonato. E quindi insomma questo è riserva anche la vita anche questa. Insomma, quindi questo aspetto particolare divertente è che di fronte, adesso quello era jugoslavo, quindi ci stava che dentro ci stesse anche Tito, non mi aspettavo di vedere Nazario Sauro invece, quindi per lui era un valore aggiunto, anche dava la casa
e ne rispettava, era uno sloveno, che se metteva in evidenza la fotografia di Tito probabilmente era comunista, insomma, voglio dire, jugoslavo, cui non... però è una persona di cultura che aveva visto in questa figura un personaggio al di là della politica, al di là dei colori nei quali è stato nel tempo dipinto non solo mio nonno ma anche Battisti ed altri personaggi, no? Eccola, un attimo solo. Non serve il microfono. Buonasera, io sono il presidente del gruppo locale dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia e avrei due domande per lei, Milano. La prima è quanto ha influito nella sua vita, nelle scelte importanti in particolare come quella di entrare in accademia, l'onore e l'onere del cognome che lei porta. E la seconda domanda è se poi a quel bancarellaro di Roma ha detto chi lei è veramente e se sì, come ha reagito. No, se gliel'avessi detto mi avrebbe fatto pagare molto di più, non mi avrebbe fatto più lo sconto. Dopo averla già pagata. Io ero riuscito a strappargli 4 euro, quindi no, non lo dicevo mai che ero. A me anzi spesso mi dà fastidio quando chi mi presenta mi dice questo è Sauro, è il nipote di Nazario Sauro. Ma sempre messo molto in imbarazzo, devo dire la verità, questa, anche perché era come sminuire la mia persona, perché io sono una persona autonoma che ha un cognome magari importante, però che ha fatto la sua vita, la sua carriera in marina, una famiglia e quant'altro, e non volevo neanche far sì che la gente pensasse che avevo raggiunto magari posizioni grazie al nome che portavo. In effetti il nome che portavo per certi versi mi ha anche ostacolato. In che senso? Che, per esempio, quando sono entrato in marina, una delle prime cose che mi è stato detto: tu sei nipote di Nazario Sauro, sì, comportati bene, dai l'esempio. E quando invece io sono un ribelle di natura, ho preso molto dal mio nonno gli aspetti negativi perlomeno, che anche lui aveva, perché era, ripeto, un trasgressivo, un ribelle e quant'altro, anch'io trasgredivo le regole di accademia, e lì sono militari, sono molto precisi, venivi punito, e io mi beccavo sempre dal comandante una doppia razione, perché io dovevo dare l'esempio e quindi dovevo essere quello che si doveva comportare meglio. E io gli dicevo: ma io che c'entra mio nonno adesso? Facciamolo da parte. No, tu devi dare l'esempio, e quindi mi ho qui 2 volte. Per altri versi invece mi è stato d'aiuto. In che senso? Non per far carriera, perché quella, se me la sono fatta con i miei mezzi e con fatica, come tutti noi, tutti quelli che vanno nelle forze armate, insomma, eccetera. Ma nel senso che non ho mai avuto dubbi su come mi dovevo comportare. Racconto questo piccolo aneddoto che riporto anche nel libro, nelle prime pagine, nell'introduzione, che è quello che mio padre mi disse come consiglio il giorno in cui entrai in marina. Ero alla stazione di Roma e dovevo prendere il treno per andare, ditemi che forse se lo ricorda di averlo letto, io stavo con la mia fidanzata, oggi moglie, che eravamo alla stazione Termini, e il treno stava per partire, e io entravo in marina, in accademia, e sapevo bene che la lontananza, i sacrifici sarebbero stati importanti, perché all'epoca fidanzata viveva a Roma, andava all'università, avevamo appena finito il liceo insieme, avevo l'esperienza di mio fratello che era stato in marina, sapevo quanto poco era libero, quanto poco tornava a casa, e quindi sapevo che distacco perlomeno dai miei genitori, da mio padre, andavo via anche contento perché erano rompiballe, scusate il termine, passato di quelli terrificanti, perché era sempre lì che ti insegnava come ti devi comportare, ti faceva lavorare, ti alzava alle 5 di mattina, e lì se lo racconto alcuni passi importanti. Qui mio cugino Roberto sa benissimo quello che faceva mio padre, che era veramente inenarrabile. Quando io racconto certi aspetti di mio padre, la gente non mi crede, pensa che io esageri. In effetti esagero all'incontrario, cerco di sminuire per non mettere in cattiva luce mio padre, però la realtà era ben diversa che vivevo in casa. Quindi non vedo l'ora di andarmene a casa, tanto per capirci, essere indipendente, avere la mia autonomia e quant'altro.
E quindi stavo con la mia ragazza all'epoca abbracciati gli ultimi istanti prima che il treno partisse. All'epoca non c'erano le porte scorrevoli che oggi non puoi arrivare in ritardo oggi, no? Oggi se arrivi in ritardo il treno l'hai perso. Una volta riuscivi anche ad aprirlo col treno in movimento, salivi sopra rischiando anche la vita, però si faceva perché arrivavi sempre all'ultimo momento, no? E in quell'occasione il treno era aperto, c'erano queste porte che fanno no, quando si chiudevano, c'ha i capelli grigi come me se lo ricordo. E a un certo punto c'era mia madre, mio padre, io e lei, io e la mia fidanzata, eravamo staccati, mio padre stava a fare. A un certo punto vedo mio padre che si avvicina, dico che vuole ancora, no? Fino all'ultimo. No, lui legge nei miei occhi, capisce il mio pensiero, era evidente. Mi dice, non ti preoccupare, mi fa. Ti dico solo una cosa, poi ti lascio con Isabella, così si chiama la mia moglie attuale, fidanzata dell'epoca. Lei capisce che mio padre vuole stare da solo con me, si allontana quei 2-3 metri e mio padre, guardandomi negli occhi e indicando il treno e la porta aperta, dice: sei ancora in tempo a non prendere quel treno. Se vai in marina per fare carriera, per diventare ammiraglio, rimani qua. Se vai in marina per servire la patria, sbrigati perché il treno sta per partire. Queste parole mi lasciarono di sasso. Se voi le sapete interpretare, come immagino le sappiate interpretare, vi fanno capire che in quelle 2 frasi banali per certi versi sono state un insegnamento di vita enorme che non mi hanno mai abbandonato e tuttora non mi abbandonano, perché non ho mai avuto dubbi su come mi devo comportare. Ognuno di noi, spesso e volentieri nella vita di tutti i giorni, sia nell'ambiente lavorativo che in altre situazioni, si può trovare di fronte a dei bivio. Prendo questa strada o quest'altra. Non sempre la strada, quella giusta, quella onesta, chiamiamola così, è la più semplice, anzi spesso è la più difficile, è quella che può portare a dei sacrifici, a delle rinunce. L'altra può essere più semplice. In marina, capita, chi è stato in marina lo sa benissimo, quello che dico, ma non vale solo in marina, vale da altre parti. Se tu devi dire di no a un superiore per fare gli interessi tuoi, per la tua carriera, e quindi calpesti magari gli interessi della comunità, chiamiamola così, gli interessi dell'amministrazione, in politica questo vale moltissimo, molto di più che da altre parti. Quel politico lo fa per interessi personali o lo fa per interesse nazionale? Ognuno faccia i riferimenti ai personaggi che vuole, no? Che viviamo da anni, tutti i giorni, e capisce se quella persona si sta comportando bene o si sta comportando male, perché se pensa al suo interesse non mi sta bene. Io questo dubbio non l'ho mai avuto, ho sempre saputo da che parte e come mi devo comportare, ricordando quelle parole semplici ma incisive che mio padre mi disse quel giorno del 1973, 15 di ottobre 1973. Non so se ho risposto a tutte le domande perché ce n'erano più di una. No, direi che è stato molto chiaro, grazie. No, mi sembrava che avesse chiesto perché sei entrato in marina. Perché sono entrato in marina? C'è una domanda quasi banale, nel senso che basta vedere le fotografie di mio padre e dei miei zii vestiti da marinaretti a 10 anni, 8 anni, quanti ne avevano lì. Tutti vestiti di marina, cioè all'epoca le donne in marina non potevano entrare, oggi sì. Se fossi stata una donna mio padre mi avrebbe cacciato a forza in marina, travestendomi da uomo. In realtà ero uomo, ne aveva già messo uno in marina, cioè quando poco prima di finire di diplomarmi al liceo scientifico, mio padre mi disse: che vuoi fare da grande? E io dissi: ma voglio andare a fare il pilota dell'aeronautica. Mio padre dice: pilota dell'aeronautica? Ma il militare vuoi fare? Dico sì, no, i militari lasciali bene, quelli sono bacati, vai a fare l'università, fai ingegneria, fai fisica, tu che vai bene in matematica. E poi lì finì la cosa. Quando mi diplomai poi al liceo e feci le mie scelte e dentro di me, forse ero sempre stato convinto di entrare in marina, dissi a mio padre: ho deciso dove andare. Dico: voglio andare in marina. Bravo figlio, fai bene. Nel senso che il suo obiettivo era che io entrassi in marina. Con la famiglia che ho, mio bisnonno, mio nonno, mio padre, mio zio, mio fratello, adesso mio figlio, che tu hai detto perché nel libro si sta laureando in giurisprudenza, si è laureato pochi giorni fa, sta facendo dei concorsi, lunedì va a fare un concorso in marina. Che dobbiamo fare?
è scontato. Quello sicuramente abbiamo scontato il nostro cognome al massimo. Insomma, la marina fatta di marinai. C'è un marinaio che su internet poco tempo fa ho trovato, era un mio vecchio dipendente evidentemente, che mi ha conosciuto sull'Audace, quanti secondi, ha scritto, ha postato, stava parlando in un forum, io per caso sono capitato dentro, e mi disse: guarda, ho conosciuto un Sauro, io non so quanti Sauro ci siano in marina che fa questo, ma se c'è un cane in marina, se c'hanno un cane, anche quello sarà in marina. Nel senso che dici, stanno tutti in marina. Quindi. Per suo è una brava marinaia. Altre domande? Sicuramente saranno stanchi. Bene, allora ringrazio l'Ammiraglio per la bellissima presentazione, consiglio a tutti il libro, mi permetto di consigliarlo perché è veramente con dedica speciale. Vi ringrazio per l'attenzione e buona serata.